Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Presidente Roberto Marcato, oggi di scena qui alla Bocciofila Serenissima per il campionato nazionale di Serie B categoria Raffa. Com'è andata la giornata? Diciamo che oggi è andata bene perché abbiamo vinto contro la squadra di Cortona Arezzo per 7-1. L'inizio del campionato non è stato dei migliori perché abbiamo avuto 2 sconfitte consecutive in trasferta a Pesaro e a Reggio Emilia, ma adesso abbiamo invertito la classifica con una vittoria nell'incontro precedente con i Tremolini di Tre Baseleghe. Oggi con questa siamo a 6 punti alla pari con gli altri e adesso penso si sia aperto il campionato per davvero. Un campionato quindi che è diventato più equilibrato. Equilibrato e anche, come dire, contendibile, perché io conto sulla nostra squadra che il quartetto base è composto da giovani ed è la formazione più giovane in Italia perché sono tutti under 30 e quindi conto che adesso con l'amalgama, perché 2 sono anzi 3 sono arrivati quest'anno e adesso si stanno amalgamando, vedo dei miglioramenti significativi oggi in particolare e il risultato della giornata odierna lo dice. Una squadra giovane non solo nel senso dell'età ma anche nel senso che appunto si è formata da poco. Sì, li abbiamo amalgamata proprio quest'anno, anche se sono ragazzi giovani ma che hanno una storia, perché uno ha vinto in passato 3 titoli italiani, un altro altri 2, insomma abbiamo una squadra che da cui ci attendiamo risultati e che promette bene. Le premesse quindi per fare un grande campionato ci sono tutte? Grande, io spero un campionato soddisfacente perché anche arrivare secondi o terzi sarebbe un ottimo risultato. Certo il massimo sarebbe arrivare primi, ma questo vuol dire che dovremo nella fase di ritorno, nel girone di ritorno con le squadre con cui abbiamo perso in trasferta, quindi Reggio Emilia e Lucrezia Pesaro, dobbiamo dare il nostro meglio. Indubbiamente comunque oggi avevate il fattore campo dalla vostra parte. Questo succede sempre, come vale anche per gli altri quando si va in trasferta, il fattore campo ha una certa importanza, non decisiva, però aiuta, ma oggi siamo stati nettamente superiori rispetto agli avversari, i ragazzi hanno giocato bene. Prospettive per quanto riguarda il prossimo incontro? Il prossimo incontro è sabato prossimo a Bologna, con la Baldini, che è un'altra squadra competitiva, con cui dobbiamo giocarcela a fronte alta e io spero anche con un risultato positivo a ritorno.